Ringrazio tutti di essere questa sera qui presenti alla nostra tavola rotonda su temi fondamentalmente di tipo internazionale, tant'è che la tavola rotonda ha come nome Il mondo in movimento. Per il Movimento 5 Stelle questo tipo di incontro mi sembra estremamente rilevante, in quanto ci aiuta a sviluppare una coscienza nei confronti di temi che sono molto importanti ma che forse non sono ancora entrati nella coscienza della popolazione del nostro Paese così fortemente. Ed è per tale motivo che sono contento di poter presentarvi i relatori di questa sera, incominciando dalla mia estrema sinistra, Raffaele Zordan, redattore della rivista Nigrizia, che è la rivista mensile dei missionari comboniani che hanno la sede qui a Verona, vicino a San Bonifacio. Mi fa inoltre piacere introdurvi Gabriele Pernechele, che ha assunto un ruolo abbastanza importante negli anni passati come persona dedito allo sviluppo, all'aiuto dello sviluppo economico, sia presso il Kosovo negli anni 2000, nell'anno 2000, immediatamente dopo i bombardamenti, per cui un momento estremamente cruciale, ed anche in Somalia nel 2004. Il suo periodo in Kosovo nel 2000 era presente, diciamo, a nome della Comunità Europea, mentre in Somalia come volontario delle Nazioni Unite. Per ultimo, come nostro ospite e relatore, abbiamo Luca Cecchi, esperto di ecologia e in particolare delle guerre dell'acqua, ed è membro del Comitato per il referendum Acqua Bene Comune. Io sarei dell'idea di dare la parola ai nostri relatori, i quali introdurranno il loro punto di vista su diverse tematiche, per poi portare avanti la discussione sia tra i relatori stessi e ovviamente anche con la popolazione che gentilmente è venuta questa sera. Io sarei dell'idea di passare la parola in questo modo a Raffaello Zordan. Grazie. Bene, un punto di partenza di questa nostra chiacchierata di questa sera può essere quello, appunto, si parla di mondo in cambiamento, in trasformazione. Le migrazioni sono un aspetto centrale di questo cambiamento. Le persone che migrano sotto varie denominazioni, nel senso che ci sono i migranti per lavoro, ci sono i sfollati, ci sono i profughi, ci sono i richiedenti asilo, ci sono una serie di situazioni da mettere a fuoco bene, ed è bene che le persone che vivono questa realtà, cioè tutti noi, abbiano chiara la differenza tra una questione e l'altra. Dicevo, questa gente, milioni di persone, più di 200 milioni al mondo, formano quello che è stato definito un sesto continente. Bene, questo qui potrebbe anche essere definito il continente delle disuguaglianze, nel senso che la spinta fondamentale che muove le persone a lasciare il loro paese per cercare delle alternative dall'altra parte è quella, appunto, di cambiare la propria qualità della propria vita, e per un segmento di questi invece si tratta di salvare la pelle, nel senso che diventa difficile vivere in un paese dove ci sono questioni legate alla politica che non ti permette di esprimerti, oppure colpi di stato militari, oppure situazioni di scontri interetnici, eccetera, eccetera. Ecco, mi perdonerete se dentro questo ragionamento rapido che voglio fare farò riferimenti soprattutto alle questioni africane, visto che molti migranti peraltro vengono dall'Africa. Insomma, questa è la mia attività principale, quindi cascherò spesso da quelle parti. Voglio focalizzare solamente un punto questa sera e porlo come metodo. Per spiegarlo rapidamente partirei dal fatto che la FAO, giusto ieri o l'altro ieri, ha dato dei dati, appunto, sulla fame nel Sahel. Il Sahel è una grande area africana sotto il deserto del Sahara. Infatti Sahel vuol dire sponda, cioè la sponda del Sahara, intendendo il Sahara come una specie di mare, di sabbia, non solo di sabbia.
esistono persone che ci vivono normalmente, ma comunque questa fascia saheliana, 11 milioni di persone sono a rischio fame. Hanno dichiarato l'emergenza, hanno detto che c'è un problema di fondi che non arrivano, eccetera, eccetera. Allora, un approccio che si può avere di fronte a una notizia di questo genere è dire vabbè, questi qua della FAO sono i soliti che fanno questa emergenza perché ovviamente si trovano in difficoltà e le nazioni troveranno il modo di finanziare sta cosa, o anche i donatori e via via, e si mette un tappo a questa questione qua. Ma invece io penso che la domanda che dobbiamo porci è: ma questa emergenza da dove emerge? Allora, brevissimamente, tre paesi che fanno parte del Sahel e che hanno problemi di questo genere. Uno di questi paesi è il Mali. Ora, anche un osservatore distratto del telegiornale si è reso conto negli ultimi mesi che il Mali è uscito fuori qualche volta. Il Mali è quel posto dove qualche mese fa la Francia è partita con le sue truppe e ha cercato di dare una mano al governo di Bamako dall'assalto, a partire dal nord, di truppe islamiste. Comunque tra queste ribelli c'erano anche chi voleva imporre lo Stato islamico al Mali. Non era solo quello, era anche il fatto che il nord del paese è stato dimenticato clamorosamente dalla capitale, dall'indipendenza a oggi, problemi seri per i Tuareg e per altre etnie che vivono da quelle parti, seri vuol dire di sussistenza vera, e quindi un paese che ha destabilizzato da sempre, che viene da una situazione di guerra, che ancora oggi non è completamente a posto, anche se hanno eletto un nuovo presidente dopo un governo di transizione un po' spinto da Parigi e quindi da Hollande, e si trovano a dover fare i conti con la fame. Questo è un passaggio, si poteva andare avanti a lungo, ma è inutile approfondire ancora di più. Un altro paese di vicino che ha problemi di fame si chiama Niger. Niger ha dovuto fare i conti dal 2011 a oggi a una cosa di questo genere, che 200.000 migranti nigerini che vivevano e lavoravano in Libia sono venuti via. Le primavere africane, forse qualcuno di voi le ha seguite, sono cominciate, stanno sfiorendo purtroppo. Bisognerà che trovino dei nuovi fiori, perché così la vediamo un po' dura, e il fatto è che in Libia è saltato tutto, non che Gheddafi meritasse chissà quali allori, però è saltato una situazione bloccata, e questi qua che lavoravano sono tornati in patria. Fine delle rimesse che gli immigrati mandavano in Niger, questi sono tornati, non hanno lavoro, fame. Anche il Niger è un posticino dove dall'indipendenza a oggi, quindi dagli anni 60 a oggi, hanno fatto un bel po' di colpi di Stato. Quindi niente sovranità, niente stabilità. Un altro paese ancora interessante che è toccato dalla fame è il Chad. Il Chad è il paese di Idriss Déby, cioè del presidente che ha una delle guardie presidenziali più interessanti dell'Africa, cioè loro sono bravi a stanare chiunque si nasconda o in un bosco, in una montagna o un dirupo, compreso Al-Qaeda, li fanno fuori, tranquilli. Infatti hanno spalleggiato le truppe francesi per spingere via i ribelli verso le montagne, verso l'Algeria. Bene, questo signore, che ha mire di conquista lì attorno, le ha avute anche nei confronti del Sudan, ma questa è un'altra storia, da qualche tempo ha la possibilità di approvvigionarsi dei soldi del petrolio, perché nel sud del paese ci sono un sacco di pozzi petroliferi e ci sono delle entrate forti, perché c'è un oleodotto che porta sull'Atlantico, insomma c'è un giro, non c'è nessuna redistribuzione della ricchezza. In più molte popolazioni che erano lì attorno, che facevano agricoltura di sussistenza, non possono più farla. Fame. Ho fatto questo ragionamento brevissimo per dire: vogliamo parlare di migrazioni, vogliamo parlare di migranti, siamo contro gli ius soli o gli ius sanguinis, siamo perché li mettiamo tutti dentro un cannone e li spariamo dentro nel mare? Però prima di fare queste affermazioni approvvigioniamoci di informazioni.
cerchiamo di capire cosa c'è dietro al fatto che le persone si spostano per le più svariate ragioni. Cerchiamo di renderci conto che esistono informazioni a portata di tutti, che però richiedono ovviamente un investimento di tempo. Oggi se non si fa un investimento di tempo non si può andare da nessuna parte con la qualità della propria cittadinanza. Fare investimento di tempo vuol dire, visto che siamo tutti, io ho torto collo, insomma, esperti di web, sul web ci sono un sacco di cose. Faccio un esempio, ogni anno a fine ottobre la Caritas e l'associazione Migrantes producono un dossier statistico sull'immigrazione, che è un malloppo così, ma fanno anche delle sintesi, in cui si entra nel merito di cosa vuol dire, cos'è, come funziona, eccetera, eccetera. Hanno una loro analisi, non un'analisi così orecchiata, cifre, dati, interviste, analisi, e uno ha la possibilità, se vuole, di capire, poi può dissentire su tutto, ma intanto entra nel merito. Esistono altri istituti, sempre cliccando, l'ISMO, iniziative e studi sulle multietnicità, anche loro producono studi a livello internazionale, in italiano, in francese, in inglese, le lingue che preferite, e anche lì si può capire tante cose. A Verona, visto che siamo qui, abbiamo il centro studi di immigrazione, il CESTIM, che fornisce consulenze di vario genere, va nelle scuole, interloquisce con gli insegnanti, fa formazione, eccetera, eccetera. Tutto questo non c'entra nulla, zero, sul fatto se uno è favorevole, contrario, mi sono simpatici i nordafricani, mentre quelli dell'Africa subsahariana mica tanto, e via di, non c'entra niente. È una cosa che viene dopo. Prima di questo c'entra rendersi conto di cos'è che muove queste persone. Se noi andiamo ad acquisire un'idea di voler capire qualcosa del mondo in cambiamento, uno dei capitoli, piccolo o grande che sia, che dobbiamo aprire è questo qua. E aprirci un file quando abbiamo tempo, andiamo a informarci, partecipiamo a incontri, vediamo, ci facciamo un'idea un pochettino più approfondita di quella che ci si può fare nella quotidianità o che orecchiamo magari distrattamente da un telegiornale piuttosto che una cosa. Quindi una cosa che credo in questo mondo che cambia bisogna abbandonare sono le semplificazioni, che naturalmente ci servono come alibi. Io più o meno ho risolto i miei 2 o 3 problemini del lavoro, di una casa, di avere una vita tra virgolette serena, e tutto il resto che interferisce con questa vita non mi interessa, oppure dico che mi interessa e invece non è così. Bisogna uscire da questa situazione, non accontentarsi di avere una percezione incompleta di tante cose che accadono. Potrei dire altre cose, voglio semplicemente chiudere con una questione, poi magari ci torniamo, ed è questa. Quando si parla di migrazioni si pensa soprattutto all'immigrazione, al migrante internazionale, cioè quella persona che arriva dal Ghana piuttosto che dal Togo, piuttosto che dalla Nigeria, si stabilisce in Italia o in Europa, cerca un lavoro, fa crescere i suoi figli qua, eccetera, eccetera. Non funziona così. Non sta più funzionando solo così, cioè il migrante internazionale con queste caratteristiche c'è, ma ormai molti migranti sono migranti transnazionali, che vuol dire che mantengono legami forti con la loro terra d'origine, riescono anche attraverso le rimesse che mandano giù a costruirsi un giro anche a volte di business, insomma, col loro paese, e quindi sono cittadini sia appunto della Nigeria, del Togo e contemporaneamente dell'Italia, e acquisiscono 2 culture. Se questo può dar fastidio a qualcuno, io non lo so, a me pare un arricchimento, ma mi pare ci possa anche dire che è improbabile che nei prossimi anni le migrazioni non abbiano anche questo volto, perché il web, perché è più facile spostarsi, perché se hai fortuna prendi un aereo e con 100 euro voli, fai 3.000 chilometri e avanti così.
questo è un aspetto da tenerne conto e metterlo sempre nella casella non semplifichiamo troppo le questioni. Dopodiché, ripeto, come la popolazione italiana ritiene sia corretto o non corretto accogliere i migranti, questo lo decide il Parlamento, con le persone che noi mandiamo là e via discorrendo. Teniamo conto di un'ultima cosa: chi si sposta, chi migra lo fa con delle motivazioni personali legate a tanti fattori che se poi volete affrontiamo, ma ciò che lo muove è anche una legislazione internazionale. Le famose quote che ogni paese ha per assorbire gli immigrati, quelle contribuiscono a muovere o a non muovere, e questa è l'economia che decide questa partita qua. Non voglio mettermi a parlare di visione del lavoro internazionale perché il professore ci penserà meglio di me, però insomma non ci si muove così, casualmente, oppure è una frazione di persone che si muovono casualmente, gli altri si muovono per... Ultima, i barconi che vedete arrivare a Lampedusa in questo periodo è gente che scappa dalle guerre, quindi sono rifugiati, gente che chiede all'Italia e all'Europa, siamo d'accordo, di prendersi carico, se è possibile, di questa situazione, perché loro non sanno come fare a vivere in Siria piuttosto che in Egitto in questo momento. È giusto, sbagliato, aiutarli, eccetera. Torno al discorso di prima, ma che si sappia che la situazione ha queste caratteristiche. Grazie. Grazie infinite per il tuo chiaro intervento, che sicuramente cercheremo di approfondire non solo noi ma anche con le persone che sono qui convenute. Io prima di passare la parola volevo darti una semplice domandina molto molto banale, cercando anche di ricordare che quando un immigrato viene in Italia o altri paesi europei, la popolazione italiana nel nostro caso ritiene che sia necessario che queste persone di cultura diversa ovviamente abbiano un compito che è quello di uniformarsi alla convivenza, alla cultura, alla convivenza, insomma, se sono venute nel modo possibile. Però la domanda che desidero porti è: ma quanto la popolazione italiana conosce o è anche sensibile nel desiderare di conoscere quali sono queste persone, da quali culture provengono queste persone, da quali mondi, che cosa ci portano presso insieme alle loro persone fisiche, come riusciranno a modificare il nostro tessuto sociale. Io credo che gli italiani, per quella poca di conoscenza che ho io, tendano a scappare questa attitudine di coscienza e di chiedersi chi sono i nuovi errati. Basta che non ci rubino il lavoro, basta che si comportino bene seguendo le nostre regole, basta che si uniformino velocemente al nostro modo di essere e di pensare. Telegraficamente, le culture sono una cosa seria, sappiamo che non è facile il dialogo, non è facile, come dire, comprendersi tante volte non solo con la lingua ma con il modo di stare al mondo, e questo, come dire, dovrebbe essere rimesso alla buona volontà di ogni comunità che accoglie e anche di chi arriva, ovviamente sentirsi disponibile a capire in che contesto è arrivato, dove sono dei punti di frizione, andare alla mediazione e via discorrendo. Dopodiché in Italia, purtroppo, non lo dico io, lo dicono le statistiche, c'è un'attitudine a pensare che tutto sommato possiamo continuare, come dire, a tirare a campare dentro i nostri confini, ma mi pare che sia abbastanza evidente che i giovani di oggi, i nostri ragazzi eccetera, quelli che hanno voglia di fare delle esperienze un po' serie anche dal punto di vista del lavoro, dovranno prendere, marcarsi, imparare 2 o 3 lingue e camminare, cioè molti dovranno farlo. Quindi verranno a contatto con altre culture, quindi troveranno la difficoltà di abituarsi a lavorare in Germania piuttosto che in Inghilterra, stando in paesi vicinissimi, a un tiro di schioppo, come si dice. Cultura è anche, come tu sai, mangiare, no? Bere, stare a tavola in un modo piuttosto che un altro, avere una religione che non... La religione è fatta anche di modalità, non è solo una questione di fede, ci sono poi delle modalità che magari qualcuno si irrigidisce, allora lì bisogna avere la capacità e la pazienza
che io non dovrei mai usarla questa parola, ma insomma avere la pazienza di avere un dialogo, una possibilità. Però, ripeto, io mi sento di dire a chi oggi ha 20 anni, ma anche chi ne ha di più, che insomma non potranno non essere, come dire, esporsi a culture diverse, non fosse altro perché il loro lavoro avrà una gittata diversa da quella che ha avuto per le generazioni passate. Ti ringrazio molto, ritorneremo sicuramente su quanto ci hai raccontato. Seguendo la nostra scaletta, Gabriele Pernechele, puoi migliorare l'introduzione che ho fatto io, puoi incominciare a esporre quello che mi sembra interessante. Grazie mille, ringrazio il pubblico che è venuto questa sera ad ascoltare questi ragionamenti sul mondo in movimento. E il mondo in movimento è davvero in movimento. Se andiamo a vedere che cosa succede proprio in questi giorni, abbiamo i tamburi di guerra che allarmano tutto il mondo, quindi vuol dire che il mondo non sta mai fermo, che sia da un punto di vista politico e sociale, soprattutto sociale, in continuo movimento. Lo è sempre stato in movimento il mondo. Noi abbiamo delle reminiscenze storiche dalle invasioni barbariche, sappiamo che sono venuti dall'est, hanno invaso tutta l'Europa, hanno fatto il giro del Mediterraneo, i vandali sono arrivati fino in Tunisia, ecco che si giustifica le persone con la carnagione bianca e gli occhi azzurri proprio dall'altra parte del Mediterraneo proprio per queste invasioni. Sappiamo benissimo il 13 ottobre 1492 l'America, l'invasione da parte dell'Europa e in parte minore dall'Africa perché sono stati deportati dall'Africa, ecco l'invasione della cultura e delle popolazioni europee verso il Nord America fino alla Terra del Fuoco. Sappiamo benissimo la storia dei Courrier du Bois francesi nella invasione o nella scoperta del Canada, dopo sono arrivati gli inglesi, tutta la storia degli Stati Uniti d'America e tutta la parte del Sud America, partendo dal Messico fino alla Terra del Fuoco con i portoghesi che scoprirono nel 1500 il Brasile. Quindi vedete che il mondo è sempre stato in movimento, lo è tuttora, abbiamo appena sentito le migrazioni in particolare dall'Africa subsahariana, ma non solo quella, verso l'Europa, verso questo miraggio di ricchezza e di sviluppo. Dobbiamo considerare prima di tutto, dato che io dovrei parlarvi di sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo, che cosa si considera per sviluppo. Lo sviluppo economico, io sento sempre parlare di crescita alla TV, io invece preferirei parlare di sviluppo, perché c'è una differenza sostanziale fra crescita economica e sviluppo economico. La crescita è qualcosa di quantitativo, più macchine prodotte, più computer venduti, più viaggi internazionali eseguiti durante l'anno. Lo sviluppo è qualcosa di diverso, lo sviluppo è quanta gente riesce a raggiungere gli 80 anni, quanti bambini riescono a superare il primo anno di vita, il grado di istruzione, la speranza di vita. Quindi lo Human Development Index è uno di questi indicatori che ci dice quant'è il livello di sviluppo umano. Se noi prendiamo una tabella dell'UNDP, dell'United Nations Development Program, ci dice a che livello sono i vari paesi del mondo riferiti a questo tipo di indice di sviluppo umano. Questo indice considera 3 caratteristiche. Primo, ovviamente il reddito personale. Io ho visto in Somaliland popolazioni che vivono con circa 80 centesimi di dollari al giorno, più o meno 60 centesimi di euro al giorno, quindi il reddito personale è una cosa fondamentale per lo sviluppo umano, perché se uno non ha un minimo di capacità economica non riesce a produrre, a svilupparsi in maniera adeguata o comunque secondo le sue intenzioni personali. La speranza di vita, ovviamente se uno raggiunge gli 80 anni di età nel corso della sua vita può aver avuto varie occasioni per svilupparsi, e il livello di istruzione. Ovviamente una persona può essere ricca finché vuole, può campare fino a 80 anni e più, ma se non ha un livello di istruzione tale che gli permetta di avere
un rapporto sociale, ovviamente questo non è limitativo per la persona stessa. Quindi la differenza fra ricchezza, crescita economica e sviluppo economico deve sempre far parte del nostro bagaglio culturale e dobbiamo misurare proprio in termini di sviluppo economico e non più di crescita. Abbiamo sentito prima un argomento interessante, gli inglesi lo tradurrebbero come brain drain, cioè le persone che raggiungono un buon reddito personale, hanno una buona speranza di vita ed hanno un buon, anzi ottimo livello di istruzione, proprio queste persone sono quelle che tendono a spostarsi in altri paesi. Vi voglio fare un esempio che in questi casi tratto sempre. C'è un paese al mondo che per i migranti, non per gli sfollati o per coloro i quali sono soggetti alle guerre o condizioni politiche del proprio paese d'origine particolari, questo paese accetta i migranti che abbiano un livello di istruzione minimo universitario, che abbiano una disponibilità in contanti di circa $7.000 e che siano in buone condizioni di salute. Per fare questo, il migrante dal proprio paese di origine deve andare all'ambasciata del paese che intende andare, sottoporsi a visita medica, sottoporsi a un colloquio di ben 2 lingue straniere e che dimostri la disponibilità per €7.000. Voi direte, ma questo paese è un paese che non accoglie i migranti. Questo paese, possiamo definirlo, fra virgolette, passatemi i termini, è razzista, perché non è aperto a tutti quanti. Questo chiede una migrazione di qualità. Chiedetemi per favore qual è questo paese a questo punto, perché siamo tutti interessati a capire qual è questo paese. L'ho già sentito, è il Canada. Questo paese è il Canada, uno dei paesi che nessuno di noi definirebbe non democratico e non aperto all'immigrazione. Certamente è apertissimo all'immigrazione perché è uno dei paesi che accoglie in termini percentuali più migranti, sia da un punto di vista di migranti del brain drain, sia da un punto di vista di migranti che arrivano per condizioni politiche, sociali particolari dei paesi d'origine. Quindi vedete che il termine migrazione deve essere ben calibrato e deve essere ben concepito. Ha ragione chi mi ha preceduto a dire dobbiamo informarci, perché non tutti i paesi del mondo hanno una legge sulla immigrazione uguale in tutti i paesi del mondo. Dobbiamo informarci. La nostra Bossi-Fini, se paragonata alla legge del Canada, io direi che dovrebbe essere rivista e riformata o magari cancellata e sostituita da un'altra legge. Dipende dal paese che accoglie i migranti proporre una legge che sia adatta per se stesso, ma soprattutto anche per chi sta arrivando. Dove l'ho visto il brain drain? Abbiamo sentito prima, dice anche i giovani italiani, e lo sappiamo purtroppo che i giovani italiani che arrivano alla laurea spesso sono costretti ad abbandonare il paese d'origine, quindi io lo dico sempre, noi siamo uno dei paesi più ricchi al mondo perché la collettività spende risorse economiche per portare questi giovani a livello di istruzione universitaria, poi quando sono pronti a produrre reddito nel proprio paese se ne vanno e producono ricchezza in un altro paese, probabilmente per non ritornare più e non rimettere, come fanno i nostri migranti, rimettere il proprio reddito a favore dei paesi e delle famiglie di origine. Questo paese l'ho visto, questo fenomeno del brain drain l'ho visto qua, ma l'ho visto anche in Somaliland e vi spiego subito perché. Durante il mio servizio presso le Nazioni Unite, come volontario delle Nazioni Unite, oltre a programmi di riduzione della povertà e programmi di microcredito, mi interessavo anche di programmi di sviluppo di carattere culturale, quindi fare corsi per giovani. Ovviamente si faceva una indagine statistica e si chiedeva ai giovani fra i 15 e i 18 anni che tipo di corsi avrebbero voluto fare, che l'UNDP avesse voluto proporre e quindi sviluppare, finanziare, chiamando ovviamente insegnanti di livello e di qualità.
Bene, i corsi erano sostanzialmente di due categorie: uno, lingue straniere, perché il somalo è una lingua nazionale, e corsi di carattere professionale. Vi dico, me ne ricordo tre in particolare. Uno mi ha colpito, l'idraulico, corsi di idraulico, uno corsi di sartoria e un corso per cuoco. E fin lì non mi ha sorpreso più di tanto. Un paese in via di sviluppo ha bisogno anche di queste figure professionali. Quello che invece più mi ha colpito sono stati la richiesta per corsi di lingue, in particolare due lingue: inglese, il Somaliland è stata una dei paesi dominati, almeno la parte nord della Somalia dominata dall'impero inglese, e l'altra lingua era l'arabo. Bene, e fin qua direi tutto bene. Le due cose però si combinavano, perché gli stessi ragazzi che chiedevano le lingue inglese ed arabo erano gli stessi che si erano iscritti o a cuoco o a idraulico o alla sartoria. La cosa mi ha incuriosito, non dico insospettito, ma dato che l'ho fatto verso la fine dell'anno mi ha insospettito, perché dico, qua c'è qualcosa che non va. Se mi fosse arrivata questa statistica ai primi mesi in cui ero lì, ci sarei cascato come un pero, perché c'era sotto qualcosa. Chiedendo ai ragazzi che avevano chiesto ambedue i corsi perché uno voleva fare l'idraulico e contemporaneamente o subito dopo fare il corso di inglese ed arabo, la risposta è stata molto semplice. Quando io so parlare l'inglese, l'arabo e so fare l'idraulico, il cuoco eccetera, la prima cosa che farò, me ne andrò dalla Somalia. Ecco l'emigrazione, ecco il fenomeno del brain drain, che non è solo un fenomeno dei paesi in via di sviluppo, ma come abbiamo visto prima è un fenomeno anche dei paesi che ci consideriamo sviluppati. Prendo spunto da questo, dire che cosa possiamo fare per fermare almeno il brain drain o tentare di fermare questo fenomeno che è devastante per quei paesi. Immaginatevi quei paesi che riescono a produrre questo tipo di professionalità e questi giovani che se ne vanno. Quei paesi difficilmente usciranno dalla miseria, perché sapete che qualsiasi paese del mondo riesce a svilupparsi se riesce ad avere persone qualificate, se riescono ad avere capacità di migliorare il loro stesso paese. Ma se queste professionalità, queste persone se ne vanno, l'orizzonte temporale per lo sviluppo umano di quel paese o per la crescita economica, ma non mi piace questo termine, si allontanerà sempre di più. La soluzione è una sola dal mio punto di vista, dato che l'ho sperimentata in prima persona, è la cooperazione allo sviluppo. La cooperazione allo sviluppo significa non solo disponibilità economiche che arrivano dai paesi sviluppati verso i paesi in via di sviluppo, ma anche disponibilità di persone di qualità che vadano da qua a là per cooperare. Questo non significa assolutamente, chiariamolo subito, imporre il nostro sistema di sviluppo, la nostra idea di sviluppo. Bisogna mandare persone di varie estrazione culturale che siano disposte prima di tutto ad ascoltare e che siano disposte a cooperare con quelle popolazioni per il loro tipo di sviluppo e secondo la loro capacità di interpretare il proprio futuro. Ho parlato prima di disponibilità economiche che vengono ovviamente dai paesi sviluppati, che quindi hanno una capacità di convogliare una parte del prodotto interno lordo, una parte della loro ricchezza verso questi paesi e cercare di mantenere un adeguato livello di sviluppo in quei paesi anche al fine di limitare la migrazione verso i paesi sviluppati. Bene, è una questione strettamente di carattere economico. Qua ho una tabella che adesso andrò a commentare subito, che dice, relativa al 2009, in percentuale del prodotto interno lordo, quanto è stata data in termini di cooperazione allo sviluppo. Vi chiedo subito, qua ho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 paesi. Vi faccio una domanda provocatoria, ma è per stimolare le eventuali domande successive.
di questi 25 paesi, secondo voi l'Italia a che punto si trova? Come è posizionata? Non ho sentito. Non ho sentito. Al 26esimo. C'è qualcuno che sente... Più ottimista, sì, coraggio, sentiamo, su. 25esimo. Nessuno è più ottimista, allora vuol dire che noi italiani in materia di cooperazione e sviluppo proprio ci diamo per vinti, e guai a vinti, diceva Cera. La signora ha centrato, è al penultimo posto. L'Italia contribuisce, secondo statistica del 2009, con lo 0,16% del prodotto interno lordo. Allora adesso facciamo la domanda successiva. Quale secondo voi è il primo paese, il maggior paese che dà in termini di percentuale sul prodotto interno lordo verso la cooperazione allo sviluppo? Prego. Ecco, la signora mi ha rubato la scena, è proprio la Svezia. Facciamo i primi 4 paesi: Svezia, Norvegia, Lussemburgo e Danimarca. La Svezia smarca tutti con l'1,12% del prodotto interno lordo verso la cooperazione e sviluppo. Perché la Svezia? Ma non è la sola, è buona compagnia, perché dopo è seguita dalla Norvegia, Lussemburgo, Danimarca e Olanda. Se guardiamo sono tutti paesi del nord Europa. Questi sono ben al di là della linea di demarcazione segnata dalle Nazioni Unite, che prevede un target minimo dello 0,7% del prodotto interno lordo. Bene, io ho avuto la fortuna di lavorare con personale delle Nazioni Unite che veniva proprio da questi paesi, Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia, e vi posso dire che sono persone di qualità, sono persone preparate alla cooperazione e allo sviluppo, sono persone dedicate allo sviluppo. Queste persone mi hanno insegnato che cosa significa concretizzare la cooperazione allo sviluppo verso questi paesi. Me lo sono sentito dire più volte, nonostante una delle mie lauree sia in cooperazione allo sviluppo e sviluppo internazionale. Mi hanno insegnato che cosa significa when you start you stay. Quando tu inizi ci devi stare. Mi hanno insegnato un'altra cosa sulla cooperazione allo sviluppo, che il cooperante, quando decide di ritornare al proprio paese d'origine, deve sentirsi completamente inutile. Chiarisco. When you start you stay. Quando inizi ci devi stare. Quando inizi un progetto di sviluppo concordato con quelle popolazioni, non puoi stare 6 mesi, 1 anno e ritornare nel tuo paese, perché devi far parte di quel progetto di sviluppo. Se l'hai iniziato, se l'hai progettato, non puoi a un certo punto dire torno in patria perché ho problemi di carattere personale, perché mi sono stancato, eccetera. Perché lo sviluppo è un processo, non è solo un progetto, è un processo che coinvolge portarlo avanti, devi continuare a portarlo avanti finché la popolazione stessa non è in grado autonomamente di continuare quel ciclo, quel programma di sviluppo. Il cooperante quando torna deve sentirsi completamente inutile, proprio per il ragionamento che ho fatto prima. Posso tornare in patria perché solo adesso ho capito e mi sono reso conto che quella popolazione che ha iniziato con me questo progetto, questo programma, questo percorso di vita, è in grado autonomamente di replicarlo, di sostenerlo all'infinito. Ma l'infinito come? L'infinito bisogna capire che cosa si intende. La popolazione deve essere in grado non solo di replicarlo e di continuarlo, ma deve avere all'interno di se stessa i semi per replicarlo in altre situazioni simili, adattandolo alle condizioni locali proprie del posto, dell'area o della popolazione che accede a questo nuovo programma di progetto di sviluppo, sia locale sia sociale, eccetera. In Somaliland, dato che io ho un'estrazione economica,
mi sono sentito orfano di una parte culturale, che era la parte antropologica. Chi arriva in un paese in via di sviluppo e viene da un paese del nord del mondo non ha le valenze culturali sufficienti che gli possano permettere un immediato ingresso nella società e nelle condizioni così psicologiche di quelle popolazioni. Serve una doppia figura, nel mio caso economista, ma nell'altro caso l'antropologo. Quindi qua fra di noi dovrebbe esserci anche un antropologo che ci spieghi quali sono le radici culturali di quel paese, perché la cooperazione allo sviluppo può attecchire, può mettere radici solo se ha capito, o solo se nelle premesse del progetto ha le radici culturali di quella gente. Solo se un progetto viene tagliato, viene costruito, viene pensato, viene sviluppato tenendo conto delle radici di quelle persone, di quella popolazione, può attecchire, altrimenti sarà un fallimento. Vi ringrazio per l'attenzione. Ottimo, un personaggio qualificato. Hai trovato tu? Sicuramente molto interessanti le cose che ci hai raccontato. Io non ho studiato il fenomeno nel modo con cui invece tu ti sei posto verso questi argomenti, ma ho avuto un'esperienza personale di 4 anni in Africa, tra la Ghana e la Nigeria, e allora per quello che tu hai detto mi hai sollecitato a dire quelle cose che mi sembra di aver visto io, e tenderei a individuare 3 tipologie di persone o di modalità che hanno spinto le persone a emigrare dall'Africa, o meglio dalla Nigeria e dal Ghana, verso l'Europa. Una prima tipologia di persone, quelle che avevano da fare degli affari. Ovviamente magari partendo su una immigrazione, diciamo, per la ricerca di un lavoro, ma poi riuscendo a capire che ci sono delle possibilità economiche di import-export e definendo delle opportunità di fatto che viaggiano. Poi, e queste sarebbero persone, diciamo, in linea molto di massima, più agiate o che hanno delle opportunità di poter in qualche modo reperire dei fondi, reperire dei capitali, reperire delle risorse nel loro paese di origine. Poi una seconda genia che io ho vissuto a contatto molto fortemente, che è la genia degli universitari. Ci sono molte università in Nigeria, per esempio. Strano, perché mi chiederei dopo 4 anni che cosa ci vanno a fare a studiare all'università, ma questo lo dico come battuta critica ovviamente. E queste persone sanno che se loro avranno un titolo per diventare professori universitari, si sistemano per la vita. Lo stipendio di un nigeriano professore delle scuole medie, grosso modo, è di 150 euro, 100 euro al mese, da 100-150 euro al mese. Invece un professore universitario oppure un lecturer all'università di primo pelo prende qualcosa come 750 euro, cioè 150.000 naira, insomma, moneta corrente nigeriana, 750 euro circa, minimo. E questo voglio mettere in evidenza la disparità enorme. Ma questi sono i fortunati, anche coloro che hanno un lavoro, come ho indicato, come professori alle scuole medie, anche alle scuole inferiori o quant'altro, o che hanno un lavoro in banca che prendono comunque 150, forse 200 euro al mese, perché in realtà, parlando specificatamente della Nigeria, su una popolazione di 160 milioni di abitanti circa, ovviamente, non è facile contarli, no? La stramaggioranza non ha lavoro. Dunque parlare delle persone che hanno uno stipendio vuol dire parlare delle persone fortunate, okay? Molto fortunate. E ritornando all'argomento dell'universitario, della persona, dello studente che vuole specializzarsi per poter rimanere all'interno dell'università, dunque fare carriera universitaria, il suo vincolo è quello di uscire dalla Nigeria, uscire similmente dal Ghana, per essere ospitato presso un'università
europea oppure statunitense o comunque del paese del nord del mondo, come indicavi tu, per ottenere il suo PhD, noi lo chiamiamo dottorato di ricerca, in termini internazionali, philosophical doctor in questo o in quell'altro. Una volta che ottiene tale titolo è sicuro che tornando in patria lui avrà un lavoro. Ma quello che io ho notato in questi, dal mio punto di vista come professore stabilizzato da loro, è che questi ragazzi che tornavano non tornavano nella speranza di riuscire a rimanere negli Stati Uniti o rimanere in Europa, anche se alcuni di questi sono riusciti a rimanerci, ma non è nel loro interesse. Il loro interesse è di tornare perché sanno che possono accedere a un livello economico difficilmente raggiungibile, equivalente eventualmente a funzionari di grado di aziende petrolifere che lavorano, la Shell, l'Eni stessa e cose di questo genere, e dunque riusciranno a sviluppare il proprio ego fortissimamente, continuando l'oppressione verso i poveri loro delle loro nazioni. Poi abbiamo la grande massa di persone che sono sostanzialmente povere, tanto dove hanno problemi del mangiare, particolarmente coloro che vivono nelle grandi capitali, Lagos, tanto per dire, o Accra o altre, Abuja. Nelle campagne la fame si sente un po' di meno perché c'è un'attitudine a partecipare, ogni elemento partecipa alla sopravvivenza della grande famiglia che può essere fatta di 200-300 persone e in qualche modo una radice oppure un po' di riso o qualcosa si riesce sempre in qualche modo a rimediarla. Ma in quei paesi fuori dalle città forse la moneta non è neanche l'elemento di scambio. Sì, lo è in qualche misura, ma in termini abbastanza marginali. E queste persone, nonostante la parte povera di queste nazioni, dove ho avuto modo di poter spendere qualche anno della mia vita, sono comunque coloro che alimentano la loro emigrazione, la nostra immigrazione, e questi lo fanno con una sofferenza enorme di perdere la presenza delle loro radici, enorme, con un rischio enorme di morire nelle traversate, perché noi conosciamo la traversata del Mar Mediterraneo rispetto al nord, ma forse nessuno ha raccontato delle traversate del Sahara, giustamente equiparato come un mare, e una volta facevano le traversate per andare in Libia quando c'era Gheddafi, e quelle attraversate si facevano con un po' di acqua e si stava in colonna, non io, ma loro stavano in colonna, e coloro che non ce la facevano non potevano neanche essere assistiti dai loro compagni di viaggio. E queste persone qui poi in qualche modo si trovano in Europa, in Italia, e io credo che quale che sia la loro sopravvivenza qui è comunque una sopravvivenza migliore in assoluto di quella che avevano in patria. Ma quello che volevo chiederti, a parte il fatto di buttare una piccola cifra di tipo epidemiologico, la Nigeria, grosso modo, se si legge tutta la Nigeria, che peraltro è un territorio disomogeneo alquanto, il modo di dividerlo è tra nord e sud, non è l'unico modo, ma insomma questo è il modo più semplice, ha una vita media di 52 anni. Però questo vorrebbe dire fare lo statistico, l'epidemiologo abbastanza gretto. Perché se si guarda la mortalità infantile nei primi 3 anni di vita, sempre in modo generale su tutta la Nigeria, abbiamo circa il 33%. Però se si conta diversamente, e cioè si guarda il sud diversamente dal nord, allora si verifica che al nord ci sono delle indicazioni, delle stime, non è facile ottenere i dati, è un problemaccio, non sto qui a tediarvi sui grossi problemi nel raccogliere dati, ma comunque ci sono stime che portano a mortalità al nord della Nigeria come anche al nord del Ghana che sono grosso modo da avvicinare al 40%. Dopodiché bisognerebbe togliere i bambini, coloro che hanno sopravvissuto, e vedere l'età media di coloro che hanno sopravvissuto. E si cambia. Ma la domanda che ti volevo fare era,
si sente ogni tanto, perlomeno io ogni tanto ho modo di sentire persone che dicono: ah, ma invece di far venire gli immigrati qua bisognerebbe andare nel loro paese e insegnar loro come far crescere il loro paese, in modo tale che crescendo, no, ovviamente poi risolvono i problemi sociali, economici e di contraddizione tra di loro, senza venire a disturbare noi sostanzialmente. È una domanda, cos'è che ne pensi tu? Anche se pongo tra parentesi una considerazione. Io ho visto le aziende internazionali lavorare in Nigeria e intanto per la popolazione è difficilissimo acquisire il concetto di produttività come a noi sembra naturale debba essere. Poi questa necessità di lavorare 8 ore al giorno, un ghanese per esempio più che un nigeriano, non torna nei conti culturali, non ci torna, perché senza dubbio c'è tanto caldo, se ne va sotto un albero, cerca di sopravvivere il pomeriggio, per cui non mi sembra che ci siano né le condizioni del governo che dà possibilità a svilupparsi a nome della popolazione, non a nome delle aziende. A nome delle aziende magari sì, si riescono a trovare un partner nigeriano oppure ghanese che allora fanno soldi insieme, ma a nome della popolazione credo che non ci siano i presupposti, diciamo, governativi o della legislatura o degli interessi. E dal punto di vista culturale delle popolazioni che dovrebbero forse imparare, mi sembra che siano, per la piccola esperienza che ho avuto, che abbastanza lontani. Non so quale può essere la tua opinione. Grazie mille. Sì, il problema dello sviluppo è un problema di carattere sociale non indifferente a quelle latitudini. Sì, dei 3 personaggi che ha citato prima mi aspettavo questo genere di domanda, devo essere sincero, li ho incontrati tutti quanti. Sì, c'è l'imprenditore che vuole far soldi e che magari ha collegamenti con l'estero e quindi, devo usare per forza un termine piuttosto crudo, non ha problemi a sfruttare la sua stessa popolazione, non si fa problemi purché riesca ad avere la Mercedes in brevissimo tempo, non gli interessa le condizioni dei suoi operai o comunque delle persone che lavorano con lui, l'importante è arrivare ad essere ricco. Poi spiegherò meglio questo concetto. L'altro problema è quello degli studenti che sono all'estero, acquisiscono una laurea magari PhD, filosofi o doctor, e tornano nel loro paese mirando a diventare ad essere il ministro dell'istruzione, della sanità, eccetera, perché sanno che a questo punto hanno raggiunto l'apice della società del loro paese e da lì non riusciranno mai più a ritornare alla base a cui erano partiti. Quindi il loro scopo è proprio questo: vado negli Stati Uniti, in Germania, in qualsiasi altro paese, in Canada, eccetera, ritorno nel Burkina Faso, sono sicuro che arriverò comunque ad essere direttore generale o comunque farò parte del governo della classe dirigente. Il terzo punto è delle imprese internazionali che vedono i paesi in via di sviluppo, come l'imprenditore, zone dove poter acquisire la maggior parte delle materie prime di cui hanno bisogno, esportarle nei paesi sviluppati, trasformarli in prodotti finiti e, guarda caso, poi riportarli con un enorme valore aggiunto nei paesi dove sono state tratte le materie prime. Adesso non ricordo più esattamente quale presidente del Congo sia stato, Kabila mi pare sia stato, che ha concesso a una società tedesca lo sfruttamento minerario in una zona pari, in estensione pari all'intera Germania. Quindi immaginatevi questa società quanto ha dovuto riconoscere a questo presidente in termini di royalties. Quindi vedete che sono, e questo mi serve per allacciare il discorso, sono gli stessi governi che a un certo punto spesso e volentieri non vogliono lo sviluppo delle loro stesse popolazioni. Questo l'ho provato sulla mia pelle perché durante il mio servizio in Somaliland ho avuto a che fare con vari ministri della Repubblica del Somaliland. Uno in particolare aveva il doppio passaporto, il passaporto del Somaliland e il passaporto canadese. Bene, questo signore, con il quale avevo rapporti non dico quotidiani ma comunque molto frequenti, mi sono reso conto dopo i primi incontri che dovevo pesare le parole
perché sarei stato additato come persona non grata. Questo signore aveva tutti gli interessi di carattere personale, ma non aveva un'apertura, diciamo così, politica, sociale verso il suo paese. Lui era lì perché era un ministro della Repubblica ed era lì, passatemi il termine, per fare i propri interessi personali. Di quello che dicevo io erano accettati in tanto in quanto gli sarebbero ritornati utili o in termini di carattere economico o in termini di progressione di carattere politico, tanto per essere chiari, per diventare il futuro presidente del Somaliland. Che cosa sarebbe successo se in Somaliland ci fosse stata una rivoluzione o un ingresso di terroristi eccetera? Beh, aveva tratto di tasca il suo passaporto canadese e se ne sarebbe andato in Canada. Cosa molto semplice, così come immagino possano fare anche altre personalità dei paesi in via di sviluppo. Che cosa bisogna fare per fermare questo tipo di fenomeno, che non è un fenomeno di secondo grado? Beh, la cosa più semplice è quella della diplomazia, di cercare di affiancare i politici locali e cercare di invogliarli, di fargli capire che se il loro paese si sviluppa non in termini che diciamo noi, paesi occidentali, paesi del nord del mondo, ma nel loro contesto, secondo la loro cultura, secondo le loro tradizioni, secondo il rispetto anche dei loro principi religiosi, questo serve a tutti. Ma abbiamo il grosso problema, qua è il gatto che si morde la coda, abbiamo il problema del capitale, che il capitale quando viene investito chiede sempre un ritorno, chiede sempre un utile, e se il capitale viene in massima parte dal nord del mondo chiederà comunque un ritorno di carattere economico e politico, e quindi ritorneremo ancora nel ciclo di prima. Non è facile prevedere lo sviluppo di quei paesi perché viene condizionato in massima parte dal nord del mondo. Dovremmo essere noi a cambiare la nostra mentalità, e cambiando la nostra mentalità probabilmente riusciremo ad essere utili anche ai paesi del sud del mondo. Grazie. Grazie ancora. Io mi scuso con Luca Cecchi che arriviamo a te, voglio dire, dopo questo tempo, ma ovviamente è molto importante sentire la tua opinione sui temi su cui ti sei, diciamo, preparato per parlarci e incastrarti, diciamo, con quanto è il tema della nostra tavola rotonda. Grazie. Sì, intanto ringrazio il Movimento 5 Stelle dell'invito. Non è facile parlare di immigrazione, credo che sia uno degli argomenti più interessanti perché si può vedere sotto molteplici aspetti. Si parla di mondo in movimento, io vorrei parlare dei movimenti del mondo, cioè tutte quelle persone che si battono perché ci sia uno sviluppo diverso. Questo secondo me è l'argomento, perché se noi parliamo di immigrazione pensando che il problema si risolva, e questa è la mia opinione chiaramente, si risolva andando a portare il nostro sviluppo negli altri paesi, io credo che sia proprio il punto di partenza sbagliato. Quando noi parliamo di immigrazione dobbiamo anche capire il perché c'è l'immigrazione, e una delle cause grosse è perché noi andiamo a depredare i paesi dell'Africa, non più dell'Asia ormai, ma del Sud America, dove ci sono le risorse di cui noi abbiamo bisogno. Cioè è questa società occidentale che crea l'impoverimento, che dopo obbliga chi resta nel loro paese a emigrare perché non ha più possibilità di sopravvivere. L'esempio è l'acqua. Noi stiamo andando a depredare oppure a rovinare tutti quei posti dove l'acqua è fondamentale. Non so se voi conoscete la storia del lago Vittoria, conoscete la storia del lago d'Aral. Il lago Vittoria è colonizzato dagli produttori di fiori occidentali e dai produttori di pesce, che hanno trasformato questo lago da un lago dove i locali potevano avere un'economia di sussistenza
che dava dignità a tutti, ad un sistema che ha portato via completamente l'economia dei locali per farla diventare un'economia di esportazione del pesce e delle coltivazioni di fiori per l'Occidente. Un altro grosso problema, questo si sente un po', un altro grosso problema sono ad esempio le dighe. Noi andiamo a costruire le dighe, si dice per portare l'acqua alle popolazioni che ne hanno bisogno. Non è così. Noi andiamo a costruire le dighe per produrre energia. La nostra Enel è una delle peggiori multinazionali che vanno a fare disastri in giro per il mondo. In Patagonia abbiamo l'Enel che vuole costruire una serie di 6 dighe che rovineranno completamente il paesaggio e distruggeranno un posto incontaminato. E se volete andare a vedere, andate a vedere il sito Patagonia senza dighe e vi rendete conto del disastro che sta facendo l'Enel, corrompendo funzionari del Cile per arrivare ad avere una mega linea elettrica che porta l'energia elettrica dal sud, andando a devastare tutti i fiumi del sud del Cile per portare energia elettrica nella zona industriale di Santiago del Cile, che è a nord. In Guatemala la stessa cosa. L'Enel sta assoldando tutta una serie di, come si chiamano, i poliziotti privati militari, che vanno a cacciare le popolazioni che sono residenti dove andrà costruita la diga. Queste sono situazioni che portano alla migrazione, ma sono situazioni prima di tutto che creano l'impoverimento delle persone. Noi andiamo in sostanza a privatizzare, cioè a togliere a quelle persone del luogo le loro terre. Lo stiamo facendo perché andiamo a sfruttare i giacimenti di petrolio in Niger. Sappiamo bene che la Shell, l'Eni in Niger hanno fatto disastri perché per costruire gli oleodotti poi si arriva a inquinare le falde idriche perché non si fa la manutenzione e quindi le popolazioni che risiedono in quei posti, che vivevano di sussistenza, sono costretti ad andarsene. Queste sono le cause dell'immigrazione più pesanti, cioè il nostro sistema di sviluppo che ha bisogno di una crescita continua per pochi, che però produce impoverimento di tutti, del 90% all'80% della popolazione. Per restare in tema di acqua, noi occidentali utilizziamo l'80% delle risorse idriche del mondo e siamo il 10% della popolazione mondiale. 800 milioni circa gli occidentali, sono 7 miliardi ormai. L'80% delle risorse idriche le consumiamo noi, per la nostra produzione, per la produzione di petrolio ad esempio in Canada, dove si cerca di tirare fuori il petrolio dalle sabbie bituminose, e per fare questo c'è bisogno di un consumo esagerato di acqua, al punto tale che diventa insostenibile. Il mondo sta andando verso una insostenibilità del sistema idrico a causa del sistema di sviluppo occidentale. Questo lo dobbiamo dire, dobbiamo capire che siamo noi, mondo occidentale, le cause che creano l'impoverimento e l'emigrazione dai paesi per farli arrivare da noi, perché da noi c'è il mito della ricchezza. E questa era una delle cose che volevo aggiungere, perché credo che nell'analisi delle cause dell'immigrazione credo che sia la più potente, la più interessante. E quando si parla di crescita, ricordiamo che si parla di crescita finanziaria, non si parla di crescita umana. I movimenti del mondo stanno ponendo l'attenzione al problema dei beni comuni, che sono quei beni che bisogna condividere, ma non solo tra di noi, ma anche con le future generazioni. Questo deve metterci in mente che non possiamo più andare dietro la crescita finanziaria facendo crescere continuamente la produzione, facendo crescere continuamente i consumi. Noi dobbiamo pensare che siamo a un limite anzi, abbiamo già oltrepassato i limiti. Voi sapete, conoscete forse l'Overshoot Day, che è
quel modello di misura delle risorse del mondo e si paragona tutte le risorse a un anno e quelle sono risorse disponibili. Noi finiamo le risorse e di questi giorni, mi sembra i primi di settembre, noi abbiamo già finito le risorse del pianeta. Consumiamo a credito, cioè stiamo consumando quelle dell'anno prossimo, cioè vuol dire delle generazioni future. Questo è uno dei problemi. La privatizzazione nella diretta conseguenza, perché i paesi ricchi vogliono privatizzare le risorse e l'acqua in particolare, perché vogliono permettersi un sistema di vita elevato senza considerare le altre popolazioni. I poveri, i cosiddetti poveri o paesi in via di sviluppo non servono. Noi dobbiamo utilizzare tutte queste guerre che ci sono, a cosa servono se non andare ad accapararsi il petrolio, l'acqua e le risorse fondamentali? Questo servono le risorse. Ecco, io non volevo dilungarmi troppo, però queste discussioni io credo che abbiano bisogno anche di punti di vista diversi. Credo che si debba parlare di sostegno agli immigrati e bisogna qui parlare di diritti. Io credo che molti paesi che noi definiamo in via di sviluppo sono quei paesi che gli stiamo togliendo il diritto all'accesso ai beni fondamentali. Quando noi facciamo una diga e impediamo alla popolazione locale di utilizzare l'acqua e sono costretti ad andarsene, stiamo impoverendo e stiamo privatizzando il territorio, stiamo privatizzando quelle risorse che permettono alle persone di poter sopravvivere di sussistenza. Ma non solo, se andiamo a vedere il petrolio e le altre cose, noi stiamo portando via, per mantenere un modello di sviluppo e di consumo nostro, che però ha come rovescio della medaglia quello di contribuire all'impoverimento degli altri. Io credo che sia importante riflettere anche su questo argomento. L'anno scorso noi siamo andati, io e mia moglie siamo andati al Forum dei Popoli e abbiamo sentito un'energia enorme da parte di questi popoli, questi movimenti che partono da un'idea di sviluppo diverso. Lo sviluppo umano è per loro lo sviluppo necessario. L'armonia con l'ambiente è lo sviluppo necessario. Noi dobbiamo ritornare a vivere in armonia con i cicli naturali, che vuol dire non consumare di più di quello che il mondo può sostenere. Questa è una battaglia che dovremmo fare tutti assieme se vogliamo risolvere il problema anche dell'immigrazione. Dobbiamo cambiare noi il nostro modello di sviluppo e andare verso un modello più sobrio. Vi faccio un piccolo esempio. Se noi pensiamo, quando mangiamo, che se noi mangiamo 1 chilo di carne consumiamo 15.600 litri di acqua, quando mentre noi mangiamo delle verdure consumiamo 2.000 litri di acqua. Il mondo occidentale, lo sviluppo che sta portando è quello dell'aumento del consumo della carne. Allevamenti dappertutto, in Brasile si disbosca per poter permettere l'allevamento di animali e quello che stiamo facendo è proprio di distruggere la natura che ci sostiene. Stiamo segando il ramo dell'albero dove siamo seduti. Credo che questo sia stato il messaggio più forte che ci è pervenuto dai popoli, dai movimenti che stanno lottando non per avere il nostro modello di vita, ma per poter avere un modello di vita dignitoso che permetta l'accesso e il diritto di avere l'accesso a quei beni fondamentali. Ecco, io mi fermo qui, spero di essere stato abbastanza chiaro e di aver posto un ulteriore spunto di riflessione. Concludo dicendo la classica frase: per questo si dice acqua si dice democrazia, è un sinonimo, proprio per questo motivo. Grazie. Grazie a te. Poiché il tempo scorre, a me sembra che siamo giunti al momento in cui, per esempio, i relatori, non so se i relatori hanno desiderio di porsi domande tra di loro, perché altrimenti, va bene, io credo che la parola debba essere data
alle persone che sono convenute nella speranza di poter ampliare questo dibattito. Solo per dire che siccome ho altri 10 minuti a disposizione, non di più perché poi ho anche un altro impegno dopo, era solo per posso rispondere alle domande per un minuto per dire questo. Una delle cose su quale bisogna spingere, è già stato accennato prima nell'intervento, per quello che riguarda il sud del mondo, in particolare l'Africa, è la qualità dei gruppi dirigenti, cioè c'è bisogno di buona politica. Cioè quello che crea difficoltà enormi ai paesi sono certamente le interferenze di realtà economiche che hanno una forza ferocissima, però ci sono dall'altra parte gruppi dirigenti che, non dico pensano al bene comune, che sarebbe, cioè hanno una non visione delle nazioni che governano, oppure hanno una visione chiarissima ma che soddisfa le ambizioni proprie e quelle del proprio clan. E questo non succede dappertutto ovviamente, ma laddove succede è pesante, e noi, voglio dire, che sicuramente non siamo teneri come giornale, come informazione nei confronti dei movimenti che avvengono nell'ambito economico, andiamo spesso a sottolineare che uno dei problemi fondamentali è quello della qualità dei gruppi dirigenti. La Nigeria ne è un esempio. Questo è importante dirlo, perché altrimenti sembra quasi che parliamo sempre di popoli minori, minoritari, eccetera. Non lo sono. Ecco, tutto qua. Ma secondo te quali sono i presupposti perché ci possa essere la speranza che i politici di queste nazioni diventino dei buoni politici? I presupposti sono che la Francia, per essere secchi, non deve intervenire in Mali con gli aerei, dopo aver lasciato per decenni che Bamako non si interessa delle popolazioni del nord, dopo aver lasciato marcire delle situazioni, e questo posso dirlo per tante altre realtà. Cioè fai politica dentro, vuoi fare politica dentro nei paesi che una volta tu eri potenza coloniale, falla nella direzione che dici. Sarkozy magari non lo diceva nemmeno, ma comunque Hollande lo dice, di sviluppo, anche di dire a questa gente: guardate che noi non vi finanziamo più se, eccetera. Questo non viene fatto. E poi una cosa importante, abbiamo parlato recentemente anche in un nostro dossier, è che per esempio l'Unione Africana, che è quella che raggruppa le 55 nazioni africane, insomma non può continuare a limitarsi a essere un luogo in cui si confrontano gli interessi dei singoli e non si pensa mai a convergere. Quando tu hai di fronte la Cina che viene da te e ti dice: io ti costruisco 2500 km di strade in una settimana se vuoi, però in cambio voglio quella roba là, il tantalio piuttosto che il petrolio, piuttosto, tu devi dire: ok, sì, però se contratti tu Somalia, vabbè, Somalia purtroppo è 20 anni che è scoppiata, no? Se tratti solo tu Congo non ce la fai, ma se tratti come Unione Africana, se le varie realtà economiche regionali fossero effettivamente qualcosa di forte, avrebbero una capacità contrattuale, eccetera. Insomma, sarebbe un'unità conveniente, come abbiamo scritto, non quell'unità d'antan per cui l'universalismo, l'Africa tutta bella, felice, no. Non è lì il punto. Il punto è: vogliamo fare delle cose che vi convengono o no? No, non fanno nemmeno le cose che vi convengono. Parlo della politica sbagliata. Poi se volete facciamo altri convegni, entriamo nel merito di ogni singolo paese, così vediamo chi ha intrapreso delle strade virtuose e chi invece ha fatto e sta facendo ancora delle piste pessime. Certo. Burkina Faso significa stato del paese degli uomini integerrimi, degli uomini retti. Bene, Thomas Sankara era un militare, un capitano dell'esercito del Burkina Faso che grazie alle sue idee e grazie al voto della sua gente è arrivato ad essere presidente del Burkina Faso. Se volete andare in internet controllate il famoso discorso che ha tenuto alle Nazioni Unite nel 1982 sulla quintessenza della povertà, dove dice che noi siamo talmente poveri, siamo la quintessenza della povertà, che siamo coinvolti con gli altri paesi poveri. Noi capiamo perfettamente gli altri paesi poveri e siamo disposti ad aiutare
i paesi poveri, pur essendo noi la quintessenza della povertà. Leggetevi in internet il discorso che ha tenuto alle Nazioni Unite perché illuminate. Bene, vediamo la storia di questo signore. Questo signore era presidente del Burkina Faso, girava con una utilitaria, non aveva niente a che vedere con i privilegi che vediamo tutt'oggi con le classi dirigenti dei paesi africani e del nord del mondo. Quindi era una persona del tutto normale che cercava di sviluppare in termini umani, non solo di crescita economica, il suo paese. Un bel giorno riceve la visita di un alto esponente del Fondo Monetario Internazionale che gli spiegava come poteva essere utile al suo paese se avesse accettato i finanziamenti del Fondo Monetario Internazionale. In cambio questo signore gli chiedeva la riduzione degli stipendi del suo paese, gli chiedeva tutta una serie di condizioni economiche da fare che rispecchiavano quelle che sentiamo normalmente tutti i giorni, quindi controllo della valuta, controllo degli stipendi, controllo dell'inflazione, controllo in sostanza dell'economia del paese. Thomas Sankara, dopo aver ascoltato attentamente questo signore, rispose telegraficamente, semplicemente che ho capito, grazie. Non disse nient'altro. Dopo qualche giorno ovviamente arriva una lettera da parte di Sankara al Fondo Monetario Internazionale che dice semplicemente no grazie. Bene, 2 mesi dopo Sankara è stato ucciso. Chi sono stati i suoi assassini? Sono stati coloro i quali erano nel governo con lui, perché avrebbero preferito sottomettere l'economia del paese alle indicazioni del Fondo Monetario Internazionale, sicuri che avrebbero ricevuto qualche cosa in cambio dal Fondo Monetario Internazionale. Bene, Thomas Sankara ha pagato il suo ho capito, grazie. Quindi vedete che è un discorso di qualità di governi e forse noi italiani in questo ne sappiamo qualche cosa. Volevo farvi una domanda per essere breve. Ci sarà in futuro una nuova migrazione consistente, molto più consistente di quella che stiamo vedendo noi? Io presumo di sì. E da dove verrà questa migrazione? Voglio dirvi una frase che non è mia. Lasciate dormire il gigante Cina, perché quando si sveglierà farà tremare il mondo. Voi sapete che in Cina i diritti umani, abbiamo sentito parlare prima dei diritti, non sono del tutto rispettati. Non voglio sbilanciarmi in giudizi che magari mi porterebbero lontano, ma comunque diciamo che c'è qualche problemino in Cina con i diritti umani. Bene, immaginate questo gigante davvero con i piedi d'argilla perché i diritti umani non sono proprio completamente soddisfatti, che a un certo momento questo gigante con i piedi d'argilla dovesse crollare. Che cosa succederebbe se ci fosse una guerra civile in Cina? Vi ricordo che sono 2 miliardi e 300 milioni di persone. Se solo 400 milioni, non dico tanti, 400 milioni di quei 2 miliardi e 300 milioni, una percentuale irrisoria, dovessero decidere di migrare, secondo voi dove andrebbero, quali paesi sceglierebbero? Siamo pronti ad affrontare siamo pronti prima di tutto da un punto di vista, non parlo economico, culturale, siamo pronti ad affrontare una sfida del genere? Chissà se lo siamo e chissà se lo saremo. Grazie per l'attenzione. Io devo andare via, non posso fermare, se non ho tutte le questo per la memoria. Poi c'è il mio indirizzo. Desidererei sapere se ci possono essere delle domande dal pubblico, in particolar modo riferite a Raffaele Jordan, redattore della rivista Nigeria, prima che ci abbandoni per Nigrizia, chiedo scusa. Perdonami. Beh, a favore di cosa peraltro? Prego. Salve, io non so se è una domanda o comunque una cosa che volevo dire, perché
È importante ricordarci che le migrazioni più forti, intanto le migrazioni ci sono da sempre, e questo secondo me è importante ricordarlo, perché i politici tante volte ci fanno pensare: oh mamma mia che invasione! Queste non sono invasioni, sono bazzecole rispetto a secoli, millenni fa, perché l'uomo è fatto per migrare, per andare altrove, per cercare una nuova via, per cercare, ma anche per curiosità, per crescere, per tornare, per muoversi. Non siamo persone statiche. E perciò non è che adesso c'è la grande migrazione, ci sono sempre state, fanno parte dell'uomo e della storia umana. Seconda cosa, forse ci dimentichiamo, e vorrei che, se potete ritornare su questo, che le più forti migrazioni non sono sud-nord, ma sud-sud. Cioè, i più grandi spostamenti, a meno che sappia io, magari mi sbaglio, però appunto chiedo a voi, Lumi, sono fra i paesi del sud del mondo verso un altro paese del sud del mondo. Noi pensiamo invece che non esistano queste cose. Ecco, per questa cosa qua. Grazie. È il titolo di un altro convegno. Ah no! Troppo breve la risposta. Ti saluto, grazie. Grazie per l'intervento. Ottima domanda, è davvero il titolo per un ottimo intervento. Le migrazioni ci sono sempre state, come ho cercato di spingere lo sguardo dietro l'angolo, probabilmente ci saranno e saranno consistenti. Una prossima migrazione probabilmente l'avremo se qualcheduno deciderà di schiacciare il bottone della guerra con la Siria, e quindi probabilmente avremo un flusso migratorio piuttosto consistente proveniente da quell'area, non solo dalla Siria. Ci sono sempre state e sempre ci saranno. Noi siamo un paese di ex migranti e lo siamo tuttora. Basta ricordare alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, la migrazione dell'Italia, di tutta l'Italia, non solo del sud Italia, verso l'America, Canada e soprattutto verso i paesi dell'America Latina. Il 50% delle famiglie dell'Argentina hanno origini italiane, basta vedere i cognomi, ci si rende conto subito che quindi noi italiani in fatto di immigrazione non siamo sicuramente un paese che non può dire la propria, perché no. E il discorso della migrazione sud-sud è vero, è un fenomeno che sta prendendo sempre più piede e si sta allargando sempre di più. Che cosa spinge le migrazioni dal sud al sud? Ovviamente quelle che spingono sono le stesse che spingono le migrazioni sud-nord, quindi cercano di avere migliori qualità di vita, l'ho detto prima, nel mio intervento di prima, i giovani somali che cercano di andare verso i paesi dell'Arabia Saudita, Qatar, Yemen, Arabia Saudita, Oman, eccetera, perché lì hanno la certezza di avere sicuramente un reddito personale che è quadruplicato rispetto o decuplicato rispetto al loro paese d'origine. I paesi subsahariani hanno come punto di riferimento per esempio un paese come il Kenya, dove il reddito pro capite è sicuramente non paragonabile al reddito della Nigeria o paragonabile al reddito personale che uno può avere in Angola. Quindi sono tutti movimenti, il mondo è davvero in movimento e non solo sud-nord ma anche sud-sud, sono tutti fenomeni con i quali bene o male dovremmo confrontarci e ci stiamo confrontando proprio questa sera qui a San Bonifacio. Grazie, spero di aver risposto. Prego. Io ti do la parola sicuramente. Volevo dare una specie di risposta un po' divertita a quanto indicato da Anna sui vari movimenti che ci sono sempre stati, che ovviamente tutti, credo noi, condividiamo. A me è capitato che ero nell'università di Ilorin, cioè praticamente la prima città musulmana della Nigeria, e con l'istituzione del nuovo rettore avevo cercato di salutarlo in un modo che a me sembrava simpatico, e siccome noi credo che conosciamo abbastanza bene in senso generale l'evoluzione della specie indicataci da Darwin eccetera, e che probabilmente l'uomo è l'Homo sapiens sapiens che noi rappresentiamo, si è mostrato in Africa, il mio saluto era rivolto al fatto che io come uomo bianco rappresentavo la prima diaspora africana, pensando che i miei
avi sarebbero sicuramente partiti dall'Africa e pian piano nei millenni e nei milioni in realtà si sono spostati in Europa e abbiamo popolato anche Europa, dando per scontato che l'uomo, noi come specie, fossimo originali del Centro Africa. Così facendo mi sono creato delle inimicizie. Volevo dare solo questa indicazione perché pensare che l'uomo bianco possa essere stata la prosecuzione dei movimenti migratori antichissimi che hanno portato l'uomo dall'Africa all'Europa non ha funzionato molto bene in una testa musulmana col Corano o nella testa, diciamo, del cristiano che vede la nascita dell'uomo, del mondo come c'è indicato nella Bibbia e dell'uomo in Adamo ed Eva. Grazie solamente. Maurizio. Enzo, prego. Sono Battistella. Allora, io vorrei fare una riflessione per quanto riguarda la Cina. La Cina sono 2 miliardi di persone. Sono 2 miliardi perché hanno adottato non più di 2 figli per famiglia. Diversamente, se non avessero fatto questo, qualcuno lo chiama obbrobrio, no, avremmo 3 miliardi e mezzo di cinesi. E quella rivoluzione paventata sarebbe già successa. Allora, la regolamentazione credo che sia una cosa primaria in una società, perché la società si fonda su regole, sta solo il fatto di fissare le regole corrette. Questo è il punto per quanto riguarda la Cina. Poi l'immigrazione. L'immigrazione nell'Ottocento, negli Stati Uniti, nel Canada, nel Sud America e quant'altro, veniva fatta partendo dall'Italia e prima di partire i cittadini italiani andavano all'ambasciata in cui volevano andare in quel paese e chiedevano l'autorizzazione. Questi gli davano l'autorizzazione non prima di certificato medico, della professionalità e tutto quello che segue. Poi dopo potevano andare. Ora, si è stravolto il sistema. Possiamo accettare il sistema stravolto in questa maniera che l'immigrato emigra senza essere chiamato, va allo sbaraglio. Allora, quello che va allo sbaraglio, a mio avviso, è, poi io la Somalia qualcosa la conosco, sono stato 2 mesi, ma comunque fa niente. Prendiamo la Somalia. Se un somalo parte e dice adesso vado in Italia, qual è il somalo che ha la possibilità finanziaria di partire da Mogadiscio e arrivare in Italia o in aereo, che non può, oppure per vie traverse? Quello gli costa circa 7-8 mila euro. Per raccogliere 7-8 mila euro bisogna che venda una mandria di cammelli. Allora, ora dobbiamo pensare che vengono qui i più furbi, i più spregiudicati. In questa maniera si crea una società di immigrazione che è negativa nei confronti del paese in cui noi individuiamo l'immigrato. Cioè, noi vediamo il somalo, per esempio, che è tutti quanti criminali, ma la Somalia non è criminale, è perché l'immigrazione stimola i soggetti più avventurosi. Ecco il punto che noi dobbiamo fissare, di dire coloro che entrano in Europa o che dall'Italia va in Somalia devono passare regolarizzati, diversamente ci sarà la rivoluzione che è qui, perché se voi andate in via Ospedale, anche adesso, di fronte al kebab ci sono 2 persone di media sedute nel pavimento del marciapiede coi piedi nella strada, da gambe incrociate, ecco. Allora, adesso ce ne sono 2, poi diventano 4 e se nessuno parla ci sarà tutta la via di gente seduta per terra perché loro sono abituati così. Ecco la cosa che dobbiamo far maturare, dobbiamo far sì che gli immigrati regolari si immettano nella nostra società e non noi dover sederci nel marciapiede coi piedi nella strada per essere pari a loro. Grazie. Rischio di essere tedioso perché allora lì ci sono 2 domande
che sono veramente un mare magnum. La Cina è a 2 miliardi e 300 milioni di persone, per fortuna che ha adottato, almeno questo se ho capito bene la domanda, per fortuna che ha adottato la famosa legge di non più di 2 figli per ogni coppia, perché se no chissà che cosa succederebbe in quel paese. Devo rispondere un po' secondo il mio sentimento e discernimento personale. Vedi, posso darti del tu, spero di sì. Vedi, quando sento parlare di limitazione delle nascite mi viene sempre una specie di orticaria, perché io spero sempre, fra i bambini che vedo qua, che prima o poi ci sia un altro Mozart e che prima o poi ci sia un altro Leonardo da Vinci. Non mi preoccupa il fatto della nascita dei bambini, quello che mi preoccupa è l'equa distribuzione delle ricchezze e l'equa distribuzione delle possibilità di sviluppo. Non mi importa se la Cina arriverà a 4 miliardi di persone, l'importante è che abbiano tutte la stessa possibilità e tutti la stessa possibilità all'accesso alla ricchezza, all'accesso allo sviluppo umano e che abbiano tutti lo stesso diritto. Da questo punto mi conforta una famosa legge demografica che è quella di Sato Davis. Erano 2 economisti, uno giapponese e uno americano, che studiavano proprio l'incremento della popolazione, proprio i numeri di bambini che vengono alla luce in ragione dell'incremento del reddito personale delle famiglie. Bene, tutte e 2 hanno pubblicato gli stessi studi, la stessa conclusione del proprio studio, nello stesso momento senza conoscersi. Sato non conosceva Davis e Davis non conosceva Sato. Bene, sono arrivati tutti e 2 alla stessa conclusione, dove dicono: attenzione, che se io in un paese in via di sviluppo aumento di poco il reddito, facciamo un esempio, passo da 500 a 700 euro all'anno, questo incremento mi viene dato più che proporzionalmente in termini di natalità. Se continuo ad aumentare il reddito, questo tasso di natalità è ancora più proporzionale, quindi abbiamo un incremento più che proporzionale del tasso di natalità rispetto all'incremento del reddito. Ad un certo punto posso aumentare all'infinito il reddito, ma il tasso di natalità resta costante. Perché questo? Perché se incremento di poco il reddito in un paese in via di sviluppo, questi hanno più accesso alle cure mediche di qualità, hanno accesso alle medicine e quindi il tasso di natalità che abbiamo sentito prima è in incremento. Quando aumento di più il reddito, questo tasso di natalità si blocca perché non hanno più voglia di mettere al mondo altri figli, quindi il reddito e il tasso di natalità sono legati a doppio filo secondo questa legge di Sato Davis. Quindi io spero sempre che qualche bambino qua presente componga qualche sinfonia come ha fatto Mozart. L'immigrato irregolare che viene dal paese in via di sviluppo, che si comporta certamente è un fenomeno che esiste, lo viviamo tutti i giorni. Come limitarlo? Una bella domanda. Sicuramente un controllo all'ingresso, la Comunità Europea sta spingendo molto sui controlli alla frontiera. Oramai sappiamo che le frontiere dell'Europa si sono dilatate, quindi l'Italia è uno dei paesi di frontiera, la Spagna altrettanto, la Romania, la Bulgaria sono altri paesi di frontiera, così come la Polonia. Certamente controlli all'ingresso e soprattutto la capacità dei paesi di immigrazione di far rispettare le leggi. Quanti fogli di via abbiamo emesso in Italia e non sono mai stati rispettati? Quanti accompagni alla frontiera sono stati emessi e non sono stati attuati? È un problema che dobbiamo risolvere noi alla frontiera ed è un problema di organizzazione, di rispetto e di attuazione soprattutto della legge. Noi attualmente abbiamo la legge Bossi-Fini, dobbiamo farla rispettare e probabilmente cambiare in futuro. Grazie. Chiudiamo i 5 minuti di tempo.
Prendi questo. Io volevo dire, mi spaventa quando sento questi discorsi, quando sento dire ma noi lasciamo entrare o non lasciamo entrare. Io non credo neanche che sia un problema di rispetto delle leggi, io credo che sia un problema che manca una politica vera sul discorso immigrazione, una politica di collaborazione, di cooperazione fra i vari paesi, perché non ci sia questo movimento. A me non spaventa se uno si siede sul marciapiede e mangia il kebab. Se noi andiamo a leggere cosa dicevano gli americani o gli svizzeri o i belgi e degli italiani 30 anni fa, dicevano che eravamo brutti, sporchi, cattivi, pieni di figli, pieni di pidocchi e ladri. Quello che noi diciamo adesso di quelli che vengono qui. Solo che una volta, bene o male, si andava via perché si voleva, cioè qua si moriva di fame. Credo che la stessa cosa, la maggior parte delle persone che emigrano, sia questo il motivo. Quando noi andiamo a creare le guerre, dove volete che vadano queste persone, dove gli abbiamo distrutto la possibilità di vivere nel loro paese? Quando andiamo a depredargli delle risorse, come facciamo a pensare che restino nel loro paese? Ci poniamo questo problema. Le persone sono esseri umani, prima di tutto. Troviamo una politica di accoglienza e una politica di cooperazione con i paesi del mondo, da dove parte l'immigrazione. Vogliamo diventare esseri veramente civili o vogliamo restare nel piccolo rincintino che ci siamo creati, dove c'è il bel giardinetto, dove non può entrare però nessuno, dove non ci si va a confrontare con nessuno che è il diverso, l'altro? Continuiamo a pensare che siano tutti delinquenti gli immigrati che vengono qui? Perché uno svizzero non è un extracomunitario? Perché un abitante degli Stati Uniti, del Canada, non è considerato un extracomunitario? Io sono stato a Bruxelles a fare una settimana di vacanza a casa di un personaggio che si chiama Riccardo Petrella e lui abita nel quartiere turco, in mezzo ai turchi, dove tutti i negozi sono turchi, hanno roba turca, mangiano roba turca e si sta benissimo. Non ci sono problemi. Hanno le loro abitudini che vengono mescolate con gli abitanti europei e si convive. Noi dobbiamo trovare le condizioni per questa convivenza, non possiamo sparare addosso solo perché uno è vestito o ha una pelle diversa. Io concludo così, ci vuole una politica vera di immigrazione. Ormai i nostri politici sono il ministro degli esteri, si chiama ministro degli affari esteri. Non è più il ministro che fa politica all'estero, è quello che va a fare gli affari all'estero, che magari va a depredare i paesi dove dopo vengono qui, scappano dal loro paese perché non hanno più possibilità di restare là. Pensiamoci un pochino a queste cose, non buttiamo lì discorsi solo perché uno è vestito diverso o un colore diverso. Credo che dobbiamo darci da fare, dobbiamo sviluppare la cultura più che il reddito delle persone, per avere tutti più dignità. Grazie. Grazie Luca. La nostra tavola rotonda così finisce, grazie. Per completamento del nostro tempo a disposizione. Ringrazio sicuramente i nostri due ospiti, grazie Gabriele Pernechele per essere con noi e per averci aiutato a capire. Grazie Luca Cecchi per essere con noi e di averci aiutato a sviluppare questi argomenti. Ovviamente l'argomento non è completato, anzi forse l'abbiamo solamente un po' abbozzato e sarebbe bello potersi augurare di poter avere altre opportunità di questo genere e avervi ancora come nostri ospiti. Grazie infinite. Grazie. Prendo la parola 2 minuti per invitarvi a visitare il nostro stand gastronomico che è in evoluzione. Dunque non si sa ancora cosa si mangerà di buono domani, domenica, ma è in evoluzione. Dunque, probabile, dobbiamo confermare che domenica sera ci sarà la paella,